Test, test audio. Yo! Primo messaggio in chat, benvenuto Kane. Ciao Kane, come va? Bella Tommy. Buonasera Dylan. Bella Dylan. Primo a mettere like, bella vecchio, bella GG Umbe. Ciao Marco Cassina, bella vecchio. Si è interrotta la live, no? Aspetta. Non penso. Sto vedendo la live sul cellulare e... è chill, cioè, tranquillo. Ah. A me sembra a posto, ragazzi. Allora. Bella bro, bella Joel. C'è anche ieri te, mi ricordo. Ok, anteprima audio, vediamo se è l'audio ok. Aspetta. Sì, bella Joel, sì, mi ricordo. Sei nuovo, eri venuto ieri. Era ieri, sì, sabato. Yes, sir. Allora, un secondo. Avvicino al monitor qua. Sì, sono Lowell. Oh, vecchio, scusa se sbaglio la pronuncia, eh. Un secondo, metto a posto una roba, poi partiamo subito. Va bene. Aspetti, dove sei? Milano? No, Veneto. Cioè, Padova, provincia. Aspetta. Scusate, sto solo scrivendo a qualcuno, intanto ho già assetto aperto. Come sempre. Dove sei adesso? A casa mia? Ciao vecchio, sì, mi ricordo, sei sempre qua in live. Gatto... Sì, gatto, sei sempre in live. Città, non posso dire la città. Comunque, bella Arnold Schwarzenegger. 1947 Crazy. Sì, provincia di Padova, non posso droppare la location perché sì. Comunque bella gatto, sì, mi ricordo, sei sempre in live. Quindi bella, per supporto. No, vai tranquillo, Lowell. Vai tranquillo, vecchio. Ok, un attimo. Oh. Intanto, come prima auto, ho preso una Skyline, tanto per provare i comandi. Comunque, sul telefono... Non riesco a perdermi la tua live. Oh, bella gatto, vecchio. Che poi, scusa, gatto, come ti chiami? Se vuoi ti chiamo per nome o vuoi che ti chiamo gatto? Cioè, perché... sì. Io vedo gatto, cioè io leggo sempre il nome che vedo, cioè username che vedo.
Bro, sono Valerio. Sì, sì, bella Valerio. Allora, sì. Sì, 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 no, no, so che non ti chiami gatto. Allora, Lowell, domani, bella Battle Cats. Domani su YouTube. Allora, Lowell, io faccio sempre live su YouTube Short e su Twitch sempre in contemporanea. Quindi ho sempre 3 live attive. Se vai ora sul mio canale YouTube trovi 2 live attive e sono 2 live diverse. Cioè è la stessa live solo che una è short e l'altra è live normale. Yes sir. Sì sì, ho sempre 3 live. E quando non mi va in mona il computer e tutto, ce la facciamo. A volte non vuole collaborare. Aspetta. Sì, a volte però dai, oggi sembra che va bene, quindi ci siamo. Oggi i giochi, sì sì. Assetto, vecchio. Oh, vecchio, se mi vedi col volante, sai già che ora è. Mi sembra chiaro. Aspetta. Ah, oh, 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 oh. Ok. Copia link. Incolla link. Comunque sì, voi come state? Tutto bene? Io sto bene, dai. Domenica tranquilla. Ieri anche era sabato tranquillo. Stavo editando un video, ragazzi. Se non volete perderlo, iscrivetevi su YouTube, attivate la campanellina. Domani esce un video sul canale YouTube, non perdetevelo se volete. Lo stavo montando ieri dopo la stream, tipo dalle 11 fino l'1 di notte. E anche stamattina un po'. Comunque sì, è un video diverso dal solito. Vecchio, ma tu sei su Assetto Corsa oppure è la mappa? Vecchio, ci sono problemi di audio, non sento. No, l'audio c'è. L'audio sente? Io lo sento. Sì, io lo sento. Vediamo. Io lo sento. No, no, c'è l'audio, c'è l'audio. C'è l'audio. Sì, sì, allora sì. Assetto Corsa, la mappa è una mappa solo così per testare. Si chiama Black County. O Black qualcosa. Allora, questa mappa qua l'ho messa solo per testare i comandi e se vedo che vanno tutti, dopo cambiamo mappa. Allora, cambio, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, a posto. Tasti speciali, a posto. Ok. Allora, ti dico subito, mi saluti vecchio. Ciao Anna e ciao Valerio, chi dice che è il migliore, bella Valerio. Allora, questa mappa qua è una Dylan, è una R34 Skyline Pushing P. Pushing P. Ciao Megatron, sei un grande, grazie Anna. Oi, ehi, ehi, ehi.
Grazie, grazie. Ah sì, scusa, sì, questo capita spesso perché c'è gente con un altro telefono, un altro account. Ti chiami Luca? Ok, scusa, bella Luca allora. Sì, perché c'è spesso gente con un altro account, quindi io leggo sempre il nome che vedo e a volte, tipo Valerio, che si chiama Valerio. Grazie vecchio, vai tranquilla. Telefono di tua mamma, tranquillo, tranquilla. Mi saluti? Ciao Michele K. Bella Michele vecchio. Dopo la Ferrari. Ah sì sì, comunque Lowell, questa qua è la mappa proprio del gioco, non è una mod, è la mappa del gioco. Diciamo che dopo una Ferrari bella, diciamo che l'ho scelta solo per provare un po' l'auto perché è una mappa che mi piace anche, cioè, sì. È tranquilla da guidare. Fai un 0-100 con la macchina, vediamo subito. Allora, questa... Ciao vecchio, bella Riccardo. Allora, questa mappa qua non ha il launch control, non ha... Quindi... Comunque, 0-100, possiamo vedere subito. Ti guardo sempre i tuoi short, Anthony, bella. Che macchina è, Michele? R34 Skyline GTR Pushing P. 0-100, vediamo subito. Veloce. La curva iniziale la sbagli sempre. Bella Luca. Comunque 0-100. Allora, intanto che guido, scrivete altre auto in chat. Ho visto la Ferrari, una Ferrari, Antonio. Antonio. Bella vecchio. Una domanda, ti piace di più la Supra o la BMW? A me, allora, Lamborghini Aventador, bella. Tra Supra e BMW è difficile perché Supra è una Toyota specifica, BMW è un marchio intero. Quindi Toyota o BMW intendi? Bella Dorina. Ferrari F40 ce l'ho, 200 orari. Aspetta un attimo. Allora, Ferrari F40 comunque ce l'ho, sì. Oh. R6. Ehi, una Ferrari velocissima. Ne ho tante di Ferrari. Però penso che quella che... BMW M3 è bella. Allora tra M3 e Supra scelgo sempre M3. Piace di più. Una Porsche un po' antica, ma non troppo. R8 mi piace. Ferrari Roma no, non ce l'ho, non ce l'ho. Aspetta, allora qua posso spingerla SVJ, qua posso spingerla a 200 perché è tutto rettilineo, vediamo. Aia. Ok, 200 adesso. 200. Oh. Ciao vecchio, bello Giuseppe. Allora, cambio auto. Allora, una Porsche antica o delle Porsche vecchie? Intanto, come sempre, vi faccio vedere la lista delle auto, poi scelgo. Ferrari Roma non ce l'ho. Audi R8, SVJ, Ford Shelby, sì. Audi TT. La Ferrari, quella veloce. La Ferrari. Bella Steph. Aspetta un attimo. Tanto abbiamo parcheggiato. Uè vecchio, tutto a posto. Ve la mostro, comunque sì, è una Skyline, sì, cioè easy, semplice, dai. Bella. SVJ.
E per la mappa, autostrada, mappa diversa. Intanto, prima di scegliere la mappa, vi faccio vedere la lista delle auto. Una Ferrari veloce. Mi piacciono tantissimo i tuoi video, bello Giuseppe. Revuelto, McLaren. Belle, belle. Comunque sì, Porsche vecchie ne ho alcune invece. Uè, bella UZ invece. Fagona, Bella U. Bella U. Comunque sì, vi mostro subito Audi RS3 ne ho. La mappa più dritta, ok, ne ho tante. Comunque aspetta. Allora, content manager. Comunque dai, ho visto delle belle auto tra quelle che avete scritto, quindi... Ok, adesso anche quelli di YouTube dovrebbero vedere il content manager. Fammi vedere la chat qua. Vecchio nome gioco, bella Vecchio, si chiama Assetto Corsa. Che tifi... Tifi squadra? Real Madrid, Vecchio. Tifo Real Madrid. Where are you from? Italy. Allora, RS3 ho quella stock del 2020, 400 cavalli. Questa è stock. Udinese. Questa è stock. Questa è la Sedan 2022, 764 cavalli, ma è una mod. Anche questa, sempre berlina. E questa qua però tuning 500 cavalli. Io sono quello che ha chiesto consigli su FPS. Ah sì, frame. Ah sì, su Instagram. Che mi ha chiesto per il portatile. Oh, come stai, vecchio? Giulia Quadrifoglio. Sì, sì. La Ferrari è quella più veloce. V12 misto ibrido. Devo andare, ci vediamo. Comunque aspetta, ho visto delle belle auto. Audi R8 o Ferrari. Ciao, ci vediamo, ciao. Giulia Quadrifoglio, quella stock. Cioè quella del gioco. Questa è la GTA M. Anche questa. Queste qua sono le Alfa Romeo Giulietta R8. Alla fine mi gira bene, grazie papi crazy. Comunque, oh, bella, dai. Sono contento che ce l'hai fatta alla fine. Ferrari F8. Quella cinese. F40. BMW. Se no, aspetta, Nah, papi is crazy. GTA M. Oh, raga, volete Alfa Romeo? 6 cilindri. V6 GTA M. Giulia, ok, è vero, tanti voti per la Giulia, quindi Giulia GTA M. Allora, c'è la quadrifoglio, no, GTA M... Ci sono due GTA M. 540 cavalli, 640 cavalli. Allora, provo prima quella di Noesi, colore verde scuro. Audi R8... Allora, Dylan, ho quella Audi là, è quella da 1600 cavalli. Allora, raga, prima guido la Alfa Romeo, poi l'Audi... Oh, bianca e clean. 640. Ritorno subito, vai tranquillo. Aspetta, ok, guido sta qua. Sta qua è una manuale. Prendo quella con più cavalli. Questa qua. Colore verde. Verde mi ispira. E Shutoko. Metti Golf GTI. Ne ho,
Shutoku. Colore verde scuro. Allora, Golf GTI o GTI ce l'ho. E ho scaricato anche delle Polo. Tanto per così cazzeggio. Ok, scelto. Dove le prendi le auto? O da video su YouTube, cerco nome auto, assetto corsa, trovo sempre il link delle mod, oppure spesso e volentieri quando vai sui server hanno sempre un Discord con le mod. La scarico e chiedono i DLC. Allora, i DLC servono per la maggior parte delle mod. Assetto corsa Ultimate Edition con tutti i DLC. La trovi su Instant Gaming a 7 euro. Prendila, ti risparmi 1000 problemi che ti mancano DLC, eccetera. Comprala, prendi la Ultimate Edition. Panda. Ho una Fiat Panda, ma è lentissima. Beccio. Ho, ho scaricato una Panda così in chill, tanto per... E mi sembra che ha... Quanti cavalli ha? 50 cavalli. Arriva massimo... Ah no, aspetta! Ah no! La Giulia quadrifoglio è manuale, 6 marce. La GTM però è semi-automatica, almeno sta qua. Sta qua è semi-automatica, quindi palette. Sì. Vabbè dai, ci sta. Allora, prima cosa, senza traffico. No, comunque ho visto che Dylan ha chiesto la R8, quella GT Street. Quella è un Audi da 1800 cavalli, twin turbo V10. Allora, vediamo top speed. Oh raga, 310 o 309. Dai. Un caloroso saluto. Bella ruggito del mare. Bella Leon, ciao vecchio. Allora raga, un po' di traffico, comunque sì. 300. 0-100, vediamo subito. Mi sa che non ha il launch control, vediamo. Non ha il launch control, però possiamo vedere 0-100. Ho spento la trazione, vediamo. No, spenta no. La metto a 2 su 2, vediamo adesso. 0-100. Beh, più o meno dai. Launch, sì. Ma perché alcune mod hanno il launch control, quindi è più semplice. Alcune sono senza, quindi devi solo spingere. Sarà 3 secondi comunque. Da dove scarichi le mod? Da YouTube, tante mod hanno i link, oppure le scarico da Discord dei server. Comunque a 600 qualcosa cavalli. 640. Allora R8 è la prossima auto. Quindi sì, sarà tra 3 e 4 secondi.
Come suono mi sembra che è un 6 cilindri, V6. Se non sbaglio dovrebbe essere un V6. La skyline di poco fa, il sound pazzesco, hai visto? GTR da 7000 cavalli. Aspetta raga, spinge. No, no, spinge, spinge. Aspetta un attimo, fammi mettere un po' di traffico, guido un po' l'Alfa Romeo e dopo prendo la R8 da 1600 cavalli Twin Turbo. 20 auto, vediamo. Allora, con 20 auto, mentre streamo non dovrebbe laggare. Lagga all'inizio un po', è normale, ma dopo dovrebbe andare tranquillo. Allora, alzo un po' l'audio del gioco. Koenigsegg, sì, ho quella Koenigsegg là. Sì, sì, ce l'ho, sì. Sì, sì, R8 è la prossima auto. Abbiamo già scelto, la prossima auto è l'Audi R8. Sono tornato, bella Luca. Luca, vero? Allora, un po' in prima persona. R8 Spider non è una Spider, ma è una R8 Coupe, Coupé. 1600 cavalli. Non si guida col cellulare. Scusa vecchio, scusa, hai ragione. Oh, bella Victor. Ah, ah, ah. Bella Victor, vecchio. Ui. Sei il migliore, grazie mille, vecchio. Wow. Aia. Oh, ma... Oh, raga. Sta Alfa Romeo qua comunque si... Dai, si guida bene, si guida stra bene. A me piace molto come... Sì, come handling. Curva a sinistra. Oh, bella sta auto qua, eh. Alcune moto sono fatte male. Perché hanno un force feedback col volante non ottimo. Però sta qua la sento bella... Cioè, è giusta. Una mano. Una mano easy. Cheat. Una mano easy. Qua c'è... Aspetta. Ok, qua, aspetta. Paghiamo il pedaggio. Mi scusi, ok. Aspetta. Quanto è? Vediamo quanto costa. Ah, ah, ah. Ok. Scusate ragazzi, devo un attimo pagare. Non è qua, più avanti. Ok. Scusate ragazzi, devo pagare il pedaggio. Quanto è? Quanto costa? Aspetta. Oh, 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 oh. Pago un attimo, andiamo subito, raga. Allora. Ok. Quanto è? 1000 yen. Ok, vecchio. Un attimo che pago. Vado. Ok, posto. Launch. Launch subito. Ciao fra. Bella... Bella vecchio. 60... Sente. Bella vecchio su Twitch. Ciao bro. Primo messaggio in chat. Grazie per l'iscrizione. Ma...
Ok, vecchio. Oh, ma ha tamponato così. Che auto è sta qua? Oh, mi ha tamponato proprio. Vecchio ASMR il pedaggio. Da ASMR crazy. Hai visto? No, sta auto qua, ragazzi, è fantastica da guidare. Alfa Romeo GTA M. Oh, ragazzi, è top, top, top. Sono tornato, bella Lowell. Zio Kane, che freddo, vecchio. Che t'ho visto? Aia. Zio Kane. No, sta Alfa Romeo è divertente da guidare perché non è lenta, ma non è neanche, cioè, da 1000 cavalli, ne ha 649, si guida molto bene. Devo essere onesto, prossima live non lo so perché non le programmo mai, forse domani. Zero 100 l'ho fatto pure prima, era tra i 4 secondi. Perché non ha il launch control questo, quindi posso solo fare così. È così, tra 3-4 secondi. Allora, parcheggio la Alfa Romeo, poi prendo la R8 da 1600 cavalli. Ma comunque sta auto qua me la salvo, è bellissima. Ok, ok, frena, frena, frena. Madonna, che freni, anche i freni fantastici. Oh, 4 frecce, neutrale. Ok. Adesso Audi R8 Twin Turbo V10 1600. Tanto guarda, bellissima. Allora, non è Spider, ti faccio vedere subito, però è quella con più cavalli che ho. Quella Spider è quella senza tetto, ho anche quella. GTR vediamo dopo, adesso è Audi R8. Allora, R8. ehm, ok, vi faccio vedere subito, è questa qua. Scusa il ritardo, vai tranquillo, vecchio. Bella Leo. Quanto hai pagato il volante? Questo qua ho trovato una super offerta, 160 euro. Ti ricordi di me ieri sera? Sì, quella Spider non ha il tetto. Spider è quella convertibile. Comunque sì, questa... Aspetta, qua c'è la chat, scusate. Questa è la chat di YouTube. Ok. Anche un sacco di colori diversi, veramente. Un sacco di skin. Ho ancora sbagliato. Questa è la chat. Ok. Vecchio, ti ricordi di me ieri sera? Sì, bella Davide. Che modello? Allora. Westside, claro. No, aspetta. Non sono affiliato a nessuna gang. Sono un cittadino onesto. No cap. Nero. Gialla. Giallo, nero. No, comunque ha un sacco di... Sì, sì, sì. Scrivete colore o raga, sta qua spinge, sta qua non è uno scherzo. Chiaro. Quella K crazy. No not gang, io sono un cittadino onesto, vecchio. Ho la fedina penale clean. Gialla best, nero, bro nera, gialla, rossa. Cybertruck. Ce l'ho? È una Tesla... Sì, Cybertruck, sì. Gialla, ok. Volete tutti giallo? Sempre autostrada? Sì, dai, è la mappa più... Sì.
Autostrada, Audi R8. Sempre clean. Vi dico subito le specifiche: V10 Twin Turbo, 1678 cavalli, 1690 di coppia. Ciao vecchio, bella minia. Ok, scelta. Mamma mia. Ho visto un insulto in albanese. Shipsharot. Launch. Oh, senti, Valerio. Con quest'Audi qua. Aspetta. Il launch con quest'Audi qua è molto più semplice perché ha 4 ruote motrici. Quindi ha più trazione. Questa qua invece. Questa qua, anche se ha potenza, non dovrebbe slittare. Manca solo Instagram. Bella Joel Lowell. Saluti, un mio amico si chiama Yuri. Bella Yuri, ti saluto. Bella Yuri. Shutoko, sì. Musica in pausa. Sempre il launch, sì. Sempre il launch. Oh raga, sta qua è una... No, poi oh, il suono del Twin Turbo. Vec, mi metti in un video oppure in uno short? Lo risaluti, bella Yuri. Bella Yuri, che gioco è? Assetto corsa, che bestia. Oh, Eccio, è assurda, posso anche togliere il retro così. Visto Twin Turbo? No, questa spinge. Guarda, posso anche togliere il cofano. Posso anche togliere lo spoiler. Insomma, sì. Vi ricordo V10 Twin Turbo. Allora, mi metti in un video oppure su short? Raga, se vedete... Allora io... spesso... faccio video con la chat e registro, e quindi se scrivete a volte esce nel video. Top speed, vediamo. Launch. Aspetta un attimo, facciamo il launch prima. Au. Allora, launch, vediamo prima con la trazione al massimo. Due secondi. Proviamo con la trazione a 3 su 4. 3, 2, 1. Quattrocento. Mamma mia. Mattia, hai la Ferrari puro sangue? Allora, che razzo, visto? La puro sangue devo scaricarla, comunque bellissimo. È un SUV Ferrari col V12 aspirato. Oh raga, è bellissimo. Dopo la 488 Ferrari, sì. No, sta qua, raga, è bellissima. Poi senti quando fa per il turbo. Facciamo un launch da dentro. Da 0 a 300 quanto ci mette? Prendi il timer, vediamo subito, raga. Invece mi dai un consiglio. Volante per Play 5. Volante per Play 5, ti consiglio il G29 Logitech. Allora 0300 3, 2, 1.
Siamo già a 100. Siamo già a 200. Siamo già a 250. E siamo a 300. Quanto ci ha messo? 10 secondi? Avete visto? Avete visto? Quanto ci ha messo? 10 secondi? Mamma mia. Vecchio, era così potente, ho dovuto togliermi... Ho dovuto... Ho dovuto togliere le shades. Ciao. Mi saluti, ciao Graziano. Graziano reale, l'unico, originale. Bella Graziano. 100 euro con la Lamborghini. Pazzesca s'auto. No, no, vecchio, veramente. Però aspetta, è bella, posso anche togliere... Vecchio, se mi metti su uno short ti faccio scrivere tutti i miei amici. Vediamo, a volte faccio video con la chat, vediamo. Ritorno un attimo, la febbre. Vai tranquillo, Mattia. Aspetta, fammi togliere il cofano. Ok, no, non è il cofano, il... Come si dice in italiano? Sì, il retro. Ok, e lo spoiler anche. Vai. No, spacco così. Grave, grave così. Oh, raga, sto qua è il... No cap. Oh, raga, sto qua è il POV del passeggero, però non si vede una sega. Wow, aspetta, cos'è dietro? Che è sta roba qua? È il NOS? Wow, wow, wow. Che è sta roba qua? Anche le due taniche di NOS, porca miseria. Wow. È una mod con un sacco di dettagli. Questo è il V10. V10. Questa macchina gialla del traffico mi ha tamponato. Giusto? Giustissimo, grazie vecchio. Ma tranqui, tranqui, tranqui. Oh. Mi saluti, mi chiamo Davide, bella Davide. Mappa, Shutoko, Revival Project. Vecchio, oh vecchio, gli NPC. Siamo contro mano, aspetta. Versione AU. Mappa, Shutoko, Revival Project. No, aspetta, no. Oh, no, raga, voi dovete capire quanto è assurda, cioè, avete... Moment. Ah, no, aspetta, oh, qua c'è il tunnel, aspetta un attimo, qua c'è il tunnel, qua c'è il tunnel. $400 subito. 400 e... aspetta. 400 vecchio. 4 e... Ho il volante durissimo. Vabbè, stiamo andando a 415. Vecchio, ho il volante durissimo. Ah! 420.
4,20. Oh, il pedaggio, il pedaggio, il pedaggio. Vabbè, andiamo gratis. Oh, raga, 4,20 neanche a farla apposta. Aspetta un attimo, madonna. Aspetta. Devo bere un po' di acqua, oh vecchio. Io ho qualcosa di... Ho qualcosa... Crazy. Bella Kane, bella Baldux. No, vecchio, assurda. Stai bene per fortuna, bella. No, no, sta Audi qua è assurda. Vuoi prendere un'altra macchina, sta qua? L'abbiamo guidata. Oh, raga, prossima auto. Mercedes, BMW, Porsche, Dodge, Ferrari, Lamborghini. Lamborghini? Aspetta un attimo. No, comunque no, sta Audi qua. Oh, cioè, oh, no, aspetta, voi dovete guidarla col volante e quella pedaliera è qualcosa di assurdo. Bro, schippa i pedaggi, a volte, vecchio. Ma quello non era un pedaggio, era... Mercedes. Lamborghini. In ritardo, no, no. Mercedes, bella. Mercedes, Benz. Quale Mercedes, però? Ho già scelto Mercedes, adesso vediamo le mie Benz. Cioè, mie, del gioco, magari. Allora, Benz, vediamo subito. Lista auto. Mercedes, Benz, ok. Faccio vedere il content manager. Clean con gli occhiali. G63 è il G-Class. Le Mercedes sono quelle col suono più figo. Almeno se parliamo di V8, Mercedes, comunque sono tutte qua, raga. Abbiamo classe A, abbiamo... Allora, oh raga, adesso scegliamo una Mercedes. Se volete scrivere una Mercedes classe S, classe C, classe E, classe G, classe A, comunque ne ho tantissime. Questo qua è un GLS, è un SUV. E la maggior parte di queste hanno tutte Brabus, hanno tutte V8. Questa è bella. Questa è bella. Classe E, 888 cavalli. Questa è bella. AMG 63. E quale però? Ho la C63 e ho la E63. Classe C o classe E? C63 Clean GLS. Aspetta, basta che scrivo 63 qua. Ok. Madonna, sono stratante. Lamborghini Aventador. Allora, Pro. Adesso stiamo scegliendo il Mercedes. Allora, 63 abbiamo classe C. AMG Coupe. Coupé. Questa qua è bella. O la classe E. Comunque sono tutte belle, cioè. Classe C, classe E. Abbiamo anche la SL, quindi Spider. AMG Turbo. Queste qua sono tutte V8 biturbo. Classe E, o raga, classe E. Allora, E63. E63. Quella è più figa, però è quella più realistica, perché ho un sacco di E63 diverse. Classe E, ho questa, questa. Ho anche la GLE, che è il SUV. Però mi sembra che quella più figa è questa qua. Raga, sta qua è la classe E più figa. È una mod fatta da Dio. Mercedes da veri albanesi. Mercedes. No, sta qua è quella migliore. Lo so, perché l'ho già guidata. Colori. Ha colori esotici: bianco, nero, verde, rosso, viola, arancione e blu. Tutti colori vivaci. Sta qua è quella più veloce. Bianca, nera, verde, rossa, viola, arancione o blu. Nero, blu, bianco, blu.
Salut, ça va mon ami. Ciao. GLE. Abbiamo già scelto la E63. Devo andare, bella, Lowell, ci vediamo domani o dopodomani. Blu, ok. Tutti votano blu. Blu, scelta. Andiamo su Toco. Bianca nel chill. Ho già scelto blu. Sì, c'erano tanti voti per blu, ho scelto blu. Nero. Che scheda video usi per giocare? Uso una Nvidia RTX 3060 Ti. Se vai sul canale YouTube ho ogni componente sul canale sulla descrizione. Sia volante, pedaliera, sedile, che RAM, scheda video, tutto. Vecchio, domani live a che ora? Allora, la live di solito è dalle 19:20 ed è sempre su YouTube e su Twitch dappertutto. Allora, raga, ora Mercedes già lo sai. Oh, raga, questa qua. Devo andare. Bella Leo, ci vediamo. SRT Charger, Hellcat, bella. A domani, Lowell. Vetri oscurati, quindi tutto a norma. A domani, bella bella. Vetri oscurati, già lo sai, invece. Anche la luce dentro, chill, ci sta. Questa è un bel vibe di notte. Quella luce dentro, ambient light. Ha il tetto qua panoramico. Sì, classe E, invece, dai. Ciao Kane, sono arrivato ora prima, ero su YouTube, bella vecchio. Questo è un V8 biturbo. In un video oppure in uno short. Sì, dai. Questa da 0 a 100, vediamo. Aspetta, prima vedo se questa qua ha il launch control, perché tante auto hanno il launch control, però sta qua non ce l'ha. Tante mod ce l'hanno però, che è strafigo, perché tipo c'è un tasto che ti blocca i giri a 3000, 4000, 5000 giri, dopo tu parti in prima e te la skinna. Fa paura, fa paura. V8 più turbo, comunque 0 a 100, vediamo subito. Come si chiama il gioco? Assetto corsa. Wow, aspetta un attimo. Aspetta, fammi provare di nuovo. Comunque raga, vi ricordo che sta qua ha 890 cavalli. Provo di nuovo. Oppure domani alle 19, sì, dopo vediamo. GTR 35. Aspetta che ho il sole in faccia, vecchio, non vedo niente. Aspetta un attimo. Sole in faccia, mettiamo un po' di nuvoloso, dai. Beh, ho gli occhiali al sole. Vecchio di Biena. Sì, sì, è bella pesante, forse quello. Allora, raga, pioggia. Mettiamo un po' di pioggia in chill, vediamo un attimo. Pioggia. Però pioggia leggera. Tanto per cambiare, vediamo un attimo. Dovrebbe avere sta mod i tergicristalli, devo andare, bella Steph. Bistecca alla griglia vecchio, sì. Comunque, oh, classe E, mettiamo la luce dentro. Oh, raga, classe E, quella luce dentro veramente è un vibe pazzesco. Ti stimo un botto, sei simpatico.
Oh, bella Steph. Che figa ste mod. Visto, vecchio, sono strafighe. Aspetta, scivola. Vediamo se alle gomme della pioggia dovrebbe avercele gomme della pioggia, perfetto. Alcune mod le hanno. Ho messo le gomme della pioggia, torniamo in prima persona, tergicristalli, dopo la Charger SRT. Hellcat, bella quella. Ah raga, vi spammo un attimo una cosa. Domani pomeriggio penso esce un nuovo video su YouTube col volante. Domani nuovo video su YouTube col volante e quindi iscrivetevi e mettete la campanellina. Oh, 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 oh. E raga, per i video su YouTube, per i primi 30 secondi saluto sempre la chat, quindi se volete che vi saluto, scrivete salutami nel prossimo video, mi chiamo, dopo nel video vi metto nel video. Quindi se volete partecipare ad un video, scrivete salutami sul prossimo video, metto il vostro nome e vi saluto. Un secondo ragazzi. Ok, 400 orari. Ok, Dennis, salutami su il nuovo video, perfetto. Allora Dennis, faccio lo screen del tuo messaggio dopo la live. A che ora esce il video? Pomeriggio. Ok, Danny, sul video di domani ti saluto, ho appena salvato il messaggio. Domani sera live, sì? Ok, anche te ti saluto, perfetto, Cyber ti saluto. Raga, se volete, Baldux ti saluto. Se volete che vi saluto sul video che esce domani, adesso io sto facendo gli screenshot della chat e domani vi saluto tutti. Saluto anche Cyborg, anche Michele, ok. Faccio così ancora per un minuto, dopo partiamo. Saluti pure me, ok, faccio lo screen anche di te, quindi saluto tutta questa gente qua. Saluto anche Dorina, va bene, anche Riccardo. Ok, farò anche così d'ora in poi. Prendo una parte della live, un minuto così, per fare gli screen della chat e domani vi saluto tutti sul video che esce. Iscrivetevi. Saluti parte 2, ok, ancora un po' di saluti, poi partiamo. Mi puoi salutare su Twitch, bella Steffo. E Steffo 133 ti saluto anche su YouTube. Valerio Petta ti saluto su YouTube. Ultimi screen raga, poi parto. Anche Valerio. Quindi se volete apparire sui miei video su YouTube, i primi 30 secondi sono solo saluti e sul video che esce domani saluto tutti quelli in chat oggi. Ok, ultimi screen. Ok. Fatto. Fatto. Ok, salvato. Allora Dylan. SRT Charger, bella bella. Dylan, ok, anche te. Ultimo saluto Dylan, dopo, oh, raga, per le prossime live sarà sempre così. Mi prendo 2 minuti in cui saluto quindi in chat.
Adesso partiamo però perché ho perso anche... Cioè, perso. A volte io parlo e mi perdo. Ok. Ok, è finito. Saluti. Ho fatto screen su... di 10 persone, mi sembra. Ok. SRT Charger. Allora, Cyborg, visto? Allora ti faccio uno spoiler. L'auto di domani potrebbe essere una SRT Charger Hellcat. Te lo dico già adesso. E c'è anche il Wii del vuoto. Quindi video di domani Charger vecchio. Ok, spoiler, è una Dodge Charger SRT bianca Hellcat. Spoiler. Quindi bella Cyborg, ha indovinato senza volerlo. Domani ragazzi, video su YouTube, quelli in chat che c'erano oggi, ho già fatto screen, vi saluto tutti. E sì, domani video. Devo andare, bella. Allora Dennis, il video di domani l'ho già editato, registrato, devo solo mettere dentro i saluti. E GTR se vuoi prossimo video. Mercedes che si parcheggia da sola, fantastico. Ah, ah, ah. Ah, comunque sì, Dylan, per mettere la luce dentro devi usare il tasto speciale D che c'è su alcune mod. No, questo è il cofano. Anzi, tasto speciale A. Alcune mod hanno tasti speciali. Bugatti. Ferrari GTB. Allora, raga, visto che sono quasi le 10 ed è domenica, allora questa è l'ultima auto che guido oggi. Domani se vado in live, magari vado, visto che è lunedì, magari dalle 19 o anche... Anzi, una domanda, prima che vado via. Quelli in chat, preferite la live dalle 18 in poi, dalle 19 in poi o dalle 20 in poi? Fatemi sapere. Dalle 18? 18 in poi? 18 in poi. Ok, vedo che tanti vogliono la live dalle 18. Oh, dimmi Lowell, dimmi. Dalle 20 in poi? Dalle 18? Domani Bugatti... Ok, allora Silvia, domani se vieni in chat dalle 18, 19, guidiamo una bella Bugatti. In poi allora vedo tanti 18. Allora raga, vedo tanti 18, tanti 20. Facciamo una via di mezzo dalle 7. A posto. Allora parcheggiamo.
Parcheggio, 4 frecce, ragazzi. Obiettivo, follower raggiunto, 580. Oh, bella, raga, siamo in 580. Grazie per i beat. Hai una tipa? Al momento no. Al momento no. Al momento single. No, oh, comunque raga, grazie a tutti quelli su YouTube, grazie a quelli su YouTube Short, sempre tantissimi, grazie a quelli su Twitch, sempre i soliti, bella You, bella Steffo, bella Joe vecchio, e... bella oh. Domani video su YouTube alle 16, pomeriggio. Pomeriggio ragazzi, dai. A che ora volete il video? Alle 16, alle 15, dopo pranzo, magari mentre mangiate? Alle 18 c'è la live? No, alle 19. Ce l'abbiamo fatta. Buonasera, domani. Allora, domani video dopo pranzo, alle 16. 14. Per i video è già montato. Devo solo mettere tutta la chat. Saluto, saluto, saluto. È già montato il video. Ho già fatto anche la copertina e tutto. Sì. Alle 14. Oh raga, domani video alle 14. A pranzo. Ci vediamo. Grazie a tutti. Buonanotte. Fate i bravi. It's out. Facciamo la outro. È un po' cringe. Vabbè, ce ne frega niente sinceramente. Facciamo la outro cringe. Facciamo il walkout.